Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. La direzione investigativa antimafia ha sequestrato un patrimonio da 12 milioni di euro al noto commercialista della provincia di Messina, Michele Nigrelli, già condannato per reati tributari. Le indagini hanno documentato il reimpiego delle risorse finanziarie accumulate grazie a truffe con indebite percezioni di erogazioni pubbliche. Il professionista, radicato nel territorio dei Nebrodi, ha progressivamente esteso il suo raggio d'azione anche su scala nazionale ed estera. Due provvedimenti di sequestro di beni per un valore di circa 700.000 euro hanno invece visto nel mirino Michelangelo Maurizio Lesto e gli altri eredi di Vincenzo Urso. I due sarebbero appartenenti all'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra. Michelangelo Maurizio Lesto è infatti considerato vicino alla famiglia mafiosa di Bagheria, indagato nel 2013 nell'operazione denominata Argo per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. È stato condannato nel gennaio del 2020 a 7 anni di reclusione, per il quale è attualmente detenuto. È morta ieri sera al reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo 14 giorni di agonia Carla Interlandi, la giovane di 23 anni di Acate, rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis all'altezza di Piazza Merina lo scorso 12 gennaio. Nel tragico scontro tra un camion e un'auto, la zia della ragazza, l'insegnante Maria Carmela Di Bennardo, era morta sul colpo. La giovane invece fu trasportata in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta. Il giorno dell'incidente era stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. E in chiusura rimaniamo in tema di incidenti, ma ci spostiamo nel Catanese, dove è stato posto agli arresti domiciliari il 23enne albanese gravemente indiziato del reato di omicidio stradale aggravato riconducibile ad un sinistro avvenuto in data 18 dicembre 2022 ad Acireale, a seguito del quale è deceduto il giovane Daniele Cantale Garano. Le indagini hanno preso avvio nell'immediatezza del fatto, accaduto intorno alle 3 di notte a seguito dell'impatto tra un'auto di grossa cilindrata guidata a velocità sostenuta dall'albanese proveniente contromano da Corsa Italia ed un motociclo condotto dalla vittima di 17 anni che indossava regolarmente il casco. Il 23enne è stato arrestato e rintracciato di rientro dall'Albania all'aeroporto di Fontanarossa, dove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo. Ed è tutto per questa edizione, vi aspetto alle 18 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.